Bella raga, c'è tutti dal Comendone Reziano. Allora, siamo alla terza gara, siamo all'Albert Park di Melbourne e è prevista per la gara pioggia. Pioggia leggera, quindi vedremo anche la pioggia, perfetto. E qua ho migliorato una struttura. Ho migliorato... No, aspetta un attimo. Sì, Lab Squadra, sto migliorando. E la sala del consiglio ho migliorato. Che era proprio schifoso. Ce l'ho creata praticamente. Perfetto. Allora. Tra 11 giorni c'è l'aggiornamento dell'app squadra. Perfetto. Ok. E niente, raga, andiamo. Ci becchiamo ovviamente dopo le qualifiche perché già i video sono lunghi. Quindi prove libere e qualifiche li faccio io. E vediamo un po' come va la gara di Melbourne. Ragazzi, è un disastro. Ho beccato traffico all'ultimo giro. Ultimi e 18esimi. Proprio peggio di così non poteva andare. È difficile il traffico. Poi i piloti non si spostano, sti stronzi. Bene. Finora non è stato un buon weekend No. per la McLaren, che sarà probabilmente delusa dal piazzamento in griglia. Ma una volta in pista avrà tutte le occasioni per scalare la classifica. L'Alfa Romeo è Non ho parole. Questo inizio di questa sarà veramente una gara atroce per noi. Aspetta, scusa un attimo. Il meteo. Pioggia leggera. Ho capito, ma mi fai vedere com'è? È già da... bel casino questo. Allora. Ora ragazzi, provo una strategia per tutte e due le macchine con le soft e poi hard. Questo è il perché. Visto che c'è la pioggia, per il momento non c'è pioggia in pista, però se dopo arriva la pioggia almeno faccio una prima parte aggressiva. Ecco, questo è l'obiettivo. Ecco, però magari mettimela così. Certo alla fine qua serve un po' da piangere, però vediamo. Magari saranno colpi di scena, speriamo in un po' di casino. Ok. E niente. A posto. Io direi la fiducia c'è anche, un po' meno Norris. Partiamo a bomba. E speriamo di fare qualcosa di intelligente in gara, però qualifiche veramente vergognose. È una giornata di cielo coperto per i piloti Vai. che intanto hanno preso posizione in griglia. Per il momento non piove, mi sembra. Qui vediamo No. Daniel Ricciardo. C'è tensione, Se Beppe. vuole C'è risalire tensione. dalle ultime 10 posizioni servirà un piccolo miracolo. One disaster. ancora One qui. disaster purtroppo. Tenetevi forte, inizia il Gran Vai. Premio d'Australia. Prima fila tutta Ferrari, si parte, noi siamo indietro, ma possiamo recuperare, non so come la recupereremo. Si spengono le luci. Go, go, go! Tra 4 minuti pioggia, 70%. Ha fatto benissimo a mettere questa strategia. Possiamo andare sempre a bomba praticamente. E speriamo che non ci siano incidenti, robe per noi. Attenzione, vai, subito. Cerchiamo di sorpassare il più attenzione! E subito contatto, subito contatto. Nuova posizione nessun danno, però. conquistata dalla Williams. Però siamo molto indietro. Non capisco perché ultimi e penultimi, non capisco sinceramente. 4 minuti alla pioggia teoricamente, però cazzo, abbiamo un po' di strategia con le soft, vediamo gli altri come sono messi. Tutti con le hard, cazzo, siamo gli unici con le soft. Siamo gli unici con le soft. E ovviamente non riusciamo a superare. Dai ragazzi, però. Cioè siamo imbottigliati dalla Tifi. Che bello. Siamo imbottigliati dalla Tifi. Tanto qua controlliamo le condizioni meteo. Guarda che ci ostacoliamo da soli. Ma siamo pirloni o no? Che belli che siamo. Siamo meravigliosi. 3 minuti alla pioggia, 10 al radar, bisogna capire se sarà così.
Okay, mate. Nice work. Ah, Dio mio. Sarà durissima, ragazzi. Sarà veramente dura La oggi. McLaren sale e va avanti. Che bello. Ma Ricciardo ha qualche problema? Che Ricciardo non esiste proprio, eh. Stiamo su Norris, va che Ricciardo mi sta facendo girare i maroni. Noi stiamo spingendo tantissimo con le soft, tutti gli altri hanno le medie davanti, porca miseria, addirittura le hard. Se ci diamo una svegliata, magari, grazie. 2 minuti alla pioggia, secondo il radar, bisogna capire se sarà così. Ok, Norris se ne fa un altro. Ricciardo dorme invece, Ricciardo dorme. Andiamo in accumulo. Nicely done. Andiamo in accumulo. DRS is enabled. Controllo di gara DRS attivato. Recharge. 1 minuto alla pioggia, secondo Understood. il radar. And recharge on, recharge on. Confirm. Dai, Lando, dai. Mamma mia, Ricciardo è inguardabile. Use the overtake button. Vediamo, 1 minuto alla pioggia. Bisogna superare anche Stroll per piacere. Okay, understood. You can use overtake there if you need it. Dai, vecchio, su. Confirm. E bisogna capire con la pioggia cosa fare. Niente, qua Stroll è insuperabile. Perfetto. Comincia a piovere, comincia a piovere. Comincia a piovere, signori. La pista è umida in un giro, cazzo. Proviamo a far andare subito Ricciardo con Norris, aspetto. Opzioni box. Intermedie. Ok. 1,32. Proviamo a fare sta pazzia e vediamo. Con Norris aspettiamo. Tutti vanno nei box subito però. Sorpasso spettacolare della McLaren. Io aspetto un attimo sinceramente. Pit lane. Okay, copy. Tantissimi vanno nei box, non tutti ma tanti. Batteria prosciugata. Mi sembra un po' presto, però tanti sotto i box subito mi sembra un po' presto. Sinceramente. That's all is boxed. Pioggia 1,73. Ricciardo è 15esimo intanto, ha recuperato qualcosa, bravo Rich. Bravo Rich. Yeah, recharge on is good. Ok, Hamilton, sono tutti là, forse era la scelta giusta, non lo so. Però tra 3 minuti diminuisce la pioggia, quindi io aspetterei sinceramente. Mi sembra presto per l'intermedia. Vediamo chi ha ragione. Scusate, i primi giri devo farli tutti a bomba perché con la pioggia così è un casino. I primi 8 sono rimasti con le gomme d'asciutto. La pista è leggermente umida a mio parere. Dai Norris, dai però. Mamma mia, qua rischiamo anche l'incidente. Vediamo Ricciardo qua, imbottigliato Ricciardo. Okay, use deploy. Ricciardo imbottigliato. Okay, understood. Vanno nei box che tutti gli Use altri. overtake. Non lo so, io la riesco con Lando. Ma stanno arrivando purtroppo gli altri.
purtroppo stanno arrivando gli altri. Norris è quarto. Bisogna capire più che altro. Sonoda boxed. Si diminuisce ancora. Ora sta volando. Mamma mia, Ricciardo sta andando benissimo con l'intermedio però, Go, John. Okay. Norris, siamo gli unici con le gomme d'asciutto, Voglio aspettare questa finestra qua, però stiamo rallentando tutti. Stiamo rallentando tutti. Non ce la fa. Non ce la fa Norris. Purtroppo Norris non ce la fa. Aspetta un attimo. Rallentiamo le auto. Proviamo a far così. Ci ho provato, però cazzo, subito è arrivata la pioggia. Mi sembra impossibile. La McLaren sale e va avanti. Sì, perché la pioggia comunque al 70%, probabilmente si è bagnato subito. Boh, non lo so. Diciamo anche non ostacolare il compagno, ovviamente. Che casino, però, signori. Stiamo rallentando tutti, fiori. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Stiamo rallentando tutti. Ricciardo è decimo adesso. Devo andare ai box, Purtroppo devo andare ai box e questo mi porterà veramente a perdere tutto. Devo sperare una safety car perché sennò è finita. Purtroppo è finita. Landing for lane. Okay, understood. Ricciardo è decimo. Just remind to use the pit limiter in the pit lane. E vediamo che c'è un casino incredibile. Recharge off. Okay. Dobbiamo sperare una safety car, signori, o è finita, io ve lo dico. Io ci ho provato a fare la pazzia, ma onestamente era impossible. Vediamo se sarà Ricciardo a portarmi qualche punto, magari. Ok. Okay, Lando, you can turn recharge off if you want to. Norris è stra indietro. Leclerc, Hamilton, Bottas, Perez, Russell, Verstappen, Magnussen, Sainz. Con Norris purtroppo ultimissimo. Dai. Ci vuole una safety car, l'unica chance è quella. Andiamo un po' veloci. Due minuti ancora, pioggia battente c'è. Adesso prosciugato, perfetto. Ricciardo è sempre al nono posto. And we can have recharge on, please. Ricciardo ha le gomme un po' più usurate, ovviamente. Ma per il momento spingo, non mi interessa. Qua bisogna fare... qua veramente siamo in merda. Big lifts. Alright. Un minuto e vediamo come cambiano le condizioni. Yeah. Dai Ricciardo, dai. Superami Kevinone. Superami Kevinone. Niente da fare. Siamo un po' sul conservativo. Standard, se no so cazzi. Niente, Ricciardo non ce la fa, si deve accodare. Sì, proprio con Norris ho sbagliato completamente, purtroppo. Non ci voleva. Ok. La pioggia continua. Norris è lontanissimo, sopra possiamo mettere equilibrata. Al massimo. Potenza. E aggressivo. Anzi, mettiamo difesa qua. Go,
okay. Siamo all'11° laps. Understood. Pack available if you need to Qua defend. purtroppo abbiamo poco da difendere. Understood. Andiamo. Let's have 100% pace. 100% pace. Dai ragazzi, su, vediamo come sono messi gli altri con le beh, siamo là con le percentuali, però dai. Siamo abbastanza vicini. Adesso c'è bisogno del colpo di scena, ragazzi. Che finora non è ancora arrivato. Ho visto in certe gare addirittura 3-4 ritiri per incidente. Purtroppo i guasti meccanici per il momento non ci sono, da quello che ho visto. Gara tranquilla in questo momento. Norris almeno sta arrivando. Dalla Tifi, ma l'errore è... Ok, accumuliamo Hers. E accumuliamo un po' di Hers. Sempre nono Ricciardo. La pioggia in diminuzione. Possiamo velocizzare. Sorpasso spettacolare della McLaren. Che bello. Norris ha superato la Tifi. Sono quelle cose che ti fanno stare bene. Recharge off, recharge off. Okay, gotcha. 77%. Recharge off, please. Abbiamo le gomme un po' più usurate. Non tantissimo, ma un po' più usurate. Per il momento gara regolare. Solo a noi ci capitano le gare regolari. Attenzione, attenzione. Ricciardo supera Magnussen. La McLaren sale e va avanti. Ok. Qua carburante ne abbiamo ancora, per fortuna. Norris è veramente messo male. Ricciardo ottavo, buono. And save fuel from now. Dobbiamo please. puntare al quinto posto nella costruttori, ragazzi, Questo è fondamentale. 67%, gli altri siamo abbastanza vicini. Proviamo a fare un... vediamo se possiamo consumare un po' meno le gomme. Comunque la pioggia ce n'è. Non tantissima, ma comunque da intermedia. È arrivata subito. È arrivata subito, purtroppo. Ma Landone, ragazzi, Landone. Purtroppo Landone, colpa mia, speravo fosse una pioggia così, invece era subito pioggia battente. Cioè, vi attenti, pioggia da cambio gomme comunque. Mamma mia, Russell però è veramente in fuga, Qua stiamo in difesa. Stiamo dove qua. Okay, use overtake to defend. Appena abbassiamo un attimo la cosa, ciao. Let's see what pace you can do. Understood. Non abbiamo però un radar meteo migliore, vabbè. Manca ancora tantissimo, Teniamo un po' il carburante. Le gomme sono usurate, non possiamo dire il contrario. Attenzione, attenzione. Bandiera gialla, ma è durata pochissimo. Qualcuno ha bloccato le ruote. Diamo Sainz. un'occhiata al replay. Vediamo Sainz cosa ha combinato. Meglio. Il punto qui è Sainz. Ha tirato troppo la frenata. È lungo però, è lungo. E che è distantissimo da noi. Norris sta cercando di recuperare un po', ma la vedo duretta. No! Ricciardo. Testa ancora di Ricciardo, non ci credo. C'è un testa coda. Testa e coda di Ricciardo, basta, è finita. Ecco il replay. Rivediamola. Incredibile. Qui c'è Daniel Ricciardo.
Incredibile Ricciardo che si ritrova addirittura più indietro di... Roger. Eravamo in zona punti, non ci credo, non ci voglio credere. La McLaren è lanciatissima ora. Non ci voglio credere. Adesso c'è Norris davanti. Cioè, ma Ricciardo, ma porca puttana, Ricciardo però. Veramente un errore inaccettabile. Le nostre frecce sono entrambi distrutte praticamente, che bello. La pioggia continua. Vabbè. 56% Norris. Non siamo per niente messi bene purtroppo. 23 di 58. Se non succede qualcosa, raga, la vedo duretta, eh. La vedo molto molto dura. Looks like the grade's clearing up. Confirm. Attenzione però che la pioggia è andata via. Ce n'è ancora un pochina, però a questo punto... Vediamo un attimo, potremmo mettere 25. Andiamo ai box, opzioni box, mettiamo una hard. Box in questo giro per Ricciardo. We'll box this lap, box this lap. Box confirm. Con Norris devo aspettare invece. Let's try and push up. Ok. 1.36. Understood. Con Norris aspetto. Use the Devo overtake. aspettare per button. forza un giro. Okay. E qua c'è più pioggia. Comunque sono 1.33. Si sta... Bah, stiamo rischiando. Non abbiamo niente da perdere, ragazzi. Non abbiamo nulla da perdere. Attacco Manual pit lane. e sorpasso. Vai. Remember the pit lane speed limiter. Incredibile gara, incredibile. Stay close. Confirm. Press that right button. Yep, confirm. 1.21. Dai Ricciardo. Ok, completata la sosta. Okay, mate. Good job. E andiamo così. La McLaren sale e va avanti. Bravo Norris, bravo. Tanto qua nessuno va ai box. Si aspetta. Ho fatto l'azzardo con Ricciardo. Potrei farlo anche con Norris a questo punto. Tanto non ho molto da perdere. So recharge on. Allora, vediamo un attimo. Scusate un attimo, aspetta. Molto bassa. Un bel... non so cosa fare. 30 giri. Devo mettere le hard anche a Norris, però... boh, non so, no, devo fare una strategia diversa, se no non ha senso. Vai di medie. La rischiamo e basta. Tanto, ripeto, da perdere non c'è nulla. Box this lap, box this lap. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Vanno anche gli altri ai box. No, non vado solo io ai box. Boh. Speriamo bene.
Norris ai box, prova le medie. Cambiamo strategia, siamo gli unici che stiamo provando a mettere le gomme asciutte, l'asciutto. Solo che sto girando lento, è 1,40. Strano però. Si è preso già un giro, no, Ricciardo, perfetto. Molto bene. Deve asciugarsi in fretta perché sennò so cazzi. Il cume ci prova. C'è stato il sorpasso della Williams. Vabbè. Va nei box adesso, va nei box adesso. Vediamo se aver anticipato può voler dire qualcosa, speriamo. Non credo, ma speriamo. Sorpasso spettacolare della McLaren. Norris prova a risalire un po' la china, ci sta provando. Allora, andiamo, hanno dato tutti per le medie, tranne Ricciardo che ha le hard. Ok. Vediamo chi ha ragione. Difesa. Ricciardo 18esimo. Male, male, male. Non riusciamo proprio a fare un cazzo. 15esimi e sarà dura fare qualcos'altro. Solo Latifi è doppiato. Good job. Andiamo un po' veloci perché tanto c'è poco da fare. Dai Norris, dai. Cumulo. Devo stare un po' attento con il carburante, ma neanche troppo. So, like, recharge button off, please. Recharge button off. Okay. Yeah, confirm. Batteria prosciugata, perfetto. Incredibile. Qua Schumacher supera anche Norris, niente da fare. Non riusciamo. La Haas è salita di posizione, Attenzione. giusto? Attenzione, incidente, che è successo? Yellow flag. Yellow flag. C'è stato un incidente, ha coinvolto molte Vediamo. auto. Vediamo un po'. Ok, qui vediamo l'Alpine. Attenzione, un incidente non troppo pesante. No, ecco l'incidente. Temo proprio che farà parecchio discutere a breve. Ma niente di che, nel safety car purtroppo e neanche ritiro. Cioè, poi siamo anche doppiati, quindi pensa a te. Sarebbe un cazzo la safety car, perfetto. Mamma mia, che delusione, raga. Che delusione oggi. Delusione inaccettabile. Recharge off. Yeah. And recharge off. Yeah. Ci sono troppo forti comunque. Veramente siamo in una difficoltà La incredibile. McLaren ora sta volando. Attenzione. Ricciardo anche bene, siamo doppiati. Testa coda. Albon, Rivediamo testa cos'è coda di successo. Albon. Rivediamola. Questo è il momento con Albon. Che testa coda. Testa coda che però non dà conseguenze. Ricciardo è 13esimo. Anzi 14esimo adesso. Una gara sottotono veramente per noi. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Norris invece è proprio in crisi nera Lando. Crisi nera per Lando. Purtroppo.
Potenza, potenza. Prova, anzi, vogliamo il sorpasso qua. Use overtake. Okay, understood. Anche Gasly c'ha le hard. Quindi si può fare. Si può fare, Beppe. Si può fare. Vedo che Leclerc ha doppiato chiunque praticamente. Bravo Ricciardo. That was good. Bravo Ricciardo. And recharge should be on. Roger. Norris veramente indietro. La McLaren sale e va avanti. Sorpasso 39esimo giro. spettacolare della McLaren. Norris un po' supera, ma siamo tanto indietro. Sorpasso. E con Norris lo stesso, proviamo il sorpasso. Ricciardo è 12esimo, sta cercando di guadagnare posizioni. Bravo Ricciardo, una gara la fa bene uno, una gara la fa bene l'altro. Non si capisce più un cazzo ormai. Diciamo che Norris paga l'errore della strategia. 40 gradi ormai la pioggia, però non arriva più. Viene a vedere le gomme, sono molto usurate. Non è da capire. Siamo gli unici con le hard, ma Ricciardo sta andando bene con le hard, però, Ha fatto quell'errore Ricciardo, saremo in zona punti tranquillamente. Cioè, incredibile la sfiga veramente che abbiamo in queste prime gare. Zero ritiri, zero safety car, cioè ci sta andando tutto male purtroppo. Niente, Ricciardo non riesce a superarlo. Incredibile. Ottimo. Dai che è arrivato. L'Alfa Tauri passa avanti. Difesa. You can defend against that. Mamma mia, oh. Tsunoda ci prova. Dopo però è veramente impossibile con gli altri che non hanno il... Cioè veramente... Alfonso. Ma la gara è andata purtroppo. Tsunoda di Super Ricciardo, ma conta ben poco. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Ok. Sir, recharge on then, please. Yep. Equilibrata. And save fuel from now, please. Save fuel from now. Yeah, fine. Gara non bella, sinceramente questa. Perché si è deciso troppo presto. Struggling a little bit more with the rear. Yeah, okay. Norris non ha più gomme. Tanto per quello che serve. Andiamo ai box con Norris. Box this lap. I'd like to box this lap, please. Male male oggi qui a Melbourne. Potenza. Use the overtake button. Okay. Potenza e andiamo. Sì, la gara è proprio finita così. E poi quando, ripeto, il problema è che se c'è la safety car non ti fa sbloccare, cioè non ti fa sdoppiare, quindi in ogni caso è andata. In ogni caso l'è andata. Recharge button on.
Understood. Ho messo a Norris le soft tanto per, ma ormai la gara è andata così e pazienza. Vediamo qua, 30, 36. My only concern is the front braining. Troppi errori sia della scuderia che dei piloti. To look after these tires. Ci stanno condannando a una gara nelle retrovie, purtroppo. Ricciardo è in difficoltà con le gomme. Non ha più gomme Ricciardo e non ha neanche senso andare ai box ormai. Struggling a little bit with rear. Già perso aderenza, megoglioni. Ora chiudiamola e basta, perché tanto c'è poco da fare. La McLaren sale e va avanti. Che bello. Anche più grave usura, ma se non posso, non ha più senso andare ai box ormai, dai, manca un giro. Ultimo giro per Charles. Per noi male, male, male. L'Alfa Tauri passa avanti. C'è anche un incidente, ma serve a poco. Sembra ci sia stato un contatto in pista. Vediamo cos'è successo. Ora guardiamo bene la Haas. Bruttino però, Ha provocato una vera carambola. Sì, carambolone, carambolone. Leclerc, Charles Leclerc si Vince aggiudica il Charles. Gran Premio. Però nessuno dei due ritirato, un incidente che non dà conseguenze. Ricciardo 14esimo. Male, male, male. Quella di Daniel Ricciardo. One disaster purtroppo. 14esimi e 18esimi. Dovevo assolutamente migliorare la macchina, se no sono dolori. È sempre ottavi nella costruttori. Comincia a essere l'Alfa Romeo, comincia ad avere parecchi punti di vantaggio purtroppo. La cosa non mi piace. Almeno un po' di soldi arrivano. Però ovviamente non basta. Risposta, vediamo un attimo. Portare modifiche regolamentari, modifiche tecniche minime, pance laterali, squadra rapporto con coinvolti, telaio, pance. Vediamo se siamo messi peggio. Una gara difficile, lo so. Auto. Allora, telaio, media griglia, ok, pance, però potresti dirmi la differenza con le altre? Siamo messi veramente di merda, però, Telaio, bellissimo. Cambia niente. Non cambia niente. Votiamo per il telaio. Allora, aspetta qua.
Ok, qua abbiamo fatto qualcosa nella difesa, ma siamo ancora indietro. Modifichiamo il telaio. Ok. Ci è arrivato qualcosa o no? Siamo il 15. Quanto manca per i pezzi? 2 giorni e 2 giorni. Ok, adesso vediamo un attimo di sistemarli. Progetto completato. Ok. Bene, allora è sotto scocca. Vediamo un attimo se dobbiamo sistemarla alla macchina. Allora, auto 1. Perché scusami? Scusa un attimo. Mail. Produci sotto scocca. Affrettato. Sono sempre 4. Ok. %. Devo capire una cosa. Magazzino. Telaio. Sotto scocca. Abbiamo questo che è meglio. Allora, io voglio questo. Però non abbiamo ancora. Dobbiamo produrlo allora prima. Vabbè, sono le 30 anni, insomma. E intanto facciamo, sviluppiamo qualcos'altro. Perché siamo messi male. Vediamo cosa. La telaio. Sospensioni. Farei proprio il telaio, sinceramente. Io voglio capire una cosa, però. Test aerodinamici niente. E miglioriamo di un cazzo, però. No, boh. Non sono molto convinto. Ecco, già qua miglioriamo più cose. Sospensioni. No, sotto scocca facciamo. Però l'abbiamo appena fatto. Facciamo un'altra roba, va. Facciamo l'alettone, vai. Media velocità. Ok. Vediamo se è fattibile. Ma riesco a fare tutte queste cose qua? Ok. 63 giorni, 54 giorni. Affrettato. Facciamo così. Ok. Dovremmo esserci, spero. Aggiornamento completato. Hub squadra. Utile. Email.
Riduzione, vabbè, lo faremo dopo. Devo dedicarmi ad altro adesso. Perfetto, quindi abbiamo anche dei bonus qua. Raga, ci becchiamo per la tappa di Imola. Vediamo come è previsto il meteo. Sole venerdì, sabato e domenica, perfetto. E niente raga, sotto il commentario veneziano, gara veramente negativa, ma ci può stare, siamo all'inizio. Ciao!